Buonasera a tutti e bentrovati in questa chiesetta così accogliente, intima della Santissima Maria dell'Assunta. Ringraziamo il parroco, padre Franco Pizzone, per l'ospitalità, voi tutti per la presenza, per questo spettacolo che a San Salvatore Telesino fa la sesta tappa dopo varie tappe in diverse città della Campania, tra cui Sorrento al Duomo il 21 febbraio scorso. Lo spettacolo cui assisteremo questa sera vuole proporre un'interpretazione in chiave umanistica della Natività, che pone al centro l'uomo Giuseppe e la donna Maria. È racconto musicale dal titolo Miriam e Joseph, la storia d'amore della Natività, nato da un'idea dell'attore e regista Angelo Maiello della Berci Teatro e allestito in collaborazione con l'Accademia Progetto Musica di Artesagno di Airola. La Berci Teatro fa ricerca teatrale da 20 anni, occupandosi prevalentemente di religioso e di sacro, mentre l'Accademia Progetto Musica Arte Sannio di Airola da 16 anni investe energie e competenze sotto la guida e la direzione del maestro Carmine Ruggero nella divulgazione musicale attraverso attività didattiche di base ed extra specializzate, ma anche attività attraverso iniziative extra didattiche come rassegne musicali e progetti culturali innovativi. Nel corso degli anni l'Accademia ha integrato alla sua specifica attività di promozione della musica anche altre forme d'arte, come appunto quella teatrale. In seno all'Accademia è nata la Wind Orchestra Samnium, di cui questa sera possiamo ascoltare il talento diretta proprio dal maestro Carmine Ruggero. L'Accademia e l'orchestra insieme preservano e continuano una tradizione molto radicata sul territorio di Airola, quella musicale e bandistica, risalente addirittura al 1927. In particolare il sodalizio con la Berci Teatro, quindi l'integrazione con la forma d'arte teatrale, è nato a maggio 2015 con il racconto musicale La Madre Santa di Casoria. Quindi con questo spettacolo a cui assisteremo a breve in realtà si rinnova il sodalizio tra la Berci Teatro e l'Accademia Progetto Musica Arte Sannio di Airola. Lo spettacolo Miriam e Joseph, la storia d'amore della Natività, è liberamente tratto dai racconti di Henry De Luca, David Maria Turoldo e Arturo Aiello e vuole riproporre per la regia di Angelo Maiello l'evento che ha segnato la storia dell'umanità, ripercorrendo però le emozioni e i sentimenti più umani, più terreni dei genitori di Gesù, leggendo nelle più solenni trame della divinità anche l'umana semplicità di due anime che provano a volersi bene e che vivono una storia d'amore nella più anonima e comune quotidianità. Per questo anche il contesto scenografico in cui si muoveranno gli attori protagonisti, Eleonora Fardella nei panni di Maria e Angelo Maiello nel ruolo di Giuseppe, e i 23 musicisti della Wind Orchestra Samnium, sarà volutamente povero di oggetti ma ricca di atmosfere musicali eseguite dal vivo. Lo spettacolo vuole, dal testo intenso scritto proprio dal regista e attore Angelo Maiello, apre a numerosi spunti di riflessione, lancia diversi messaggi, primo fra tutti la condivisione e l'amore verso l'altro nella realizzazione di un percorso. Giuseppe e Maria infatti hanno scelto ciò che a Dio piace di più. C'è anche il messaggio del superamento dell'egoismo, il coraggio di Maria di oltrepassare e travolgere ogni costume e ogni legge terrena per realizzare appunto il progetto di Gesù, ma c'è anche l'amore, la forza di Joseph di rinunciare al mondo esterno e di seguire Maria nel suo progetto. Uno dei messaggi che si può trarre da questo spettacolo è anche il rispetto della corporeità femminile, l'essere madre e padre
con la tenerezza e la straordinarietà di donarsi incondizionatamente. Non dimentichiamo che quest'anno è l'anno della misericordia e nella misericordia del Dio bambino il mondo troverà pace, diceva Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, e in questo tempo straordinario del Giubileo della Misericordia Gesù che nasce è proprio il volto della misericordia. La parte musicale dello spettacolo è stata curata dai maestri dell'Accademia Progetto Musica Gli Artesani Veirola sotto la guida del maestro concertatore Pasquale Lamini. Adesso, prima di augurarvi buon ascolto e buona visione, vi invito a silenziare i telefonini, a mettere la vibrazione o a spegnerli e ad applaudire se vorrete alla fine dello spettacolo, perché lo spettacolo va vissuto con continuità in maniera intensa. Quindi accogliamo con un applauso la Wind Orchestra SAM, il suo direttore maestro Carmine Ruggero e gli attori Eleonora Fardella e Angelo Maiello. Buon ascolto. Cos'altro ha detto, Miriam? Cos'altro? Sforzati di ricordare. È importante. Cos'altro voleva sapere? Nessuno, madre, ti ha insegnato a prendere in braccio un bambino. Tu lo sai, dalla notte dei tempi. Tu, madre, sai cos'è un corpo. Il corpo che ha fame, il corpo che ha sete, il corpo che ha freddo, il corpo che ha caldo. Tu sai cos'è un corpo. Da te abbiamo imparato il corpo e i suoi tempi, i suoi bisogni, i suoi sogni. E quando verrà, forse Angelo a sorprenderti nel sonno. Di chi è questo figlio perfetto? Tu le dirai, tendendo le mani. Ecco, andrai in silenzio, quasi colpevole d'aver vissuto. Chiederanno frugandolo in viso. E se grazie avrai di sorridere. Di chi è questo segno e sospetto? Tutto sarà perdonato. La paternità del tuo sorriso. E tu e Dio riderete insieme delle occasioni perdute, del grande piangere. È solamente mio. È solamente mio. Sul guanciale, la notte. Di nessun'altra carne. È solamente mio. O su pietra d'altare al mattino. Finché dura la notte, lui è solamente mio. Nell'offerta della tua fragilità. Di chi è questo figlio, cometa? Sempre più greve. Di chi è questo mio clandestino?
Se grazie avrai, è solamente mio, un sorriso, è solamente mio. i ricordi pioveranno in nuvola, Il suo nome stanotte è solamente mio. distesa da un leggero vento, e Domani angeli avrà altro nome, ma adesso è solamente mio. ti vestiranno a nuovo. Solo allora, madre, riavrai il tuo fanciullo, ma è cresciuto per te. E torneremo, come allora, per i campi. Io, correndoti incontro, per esserti accanto. E tu, dicendo, ecco, ora non ti farai più male. Le notizie su Miriam vengono dalle pagine di Matteo e Luca. Qui si ingrandisce un particolare da loro accennato: l'accensione della maternità nel corpo femminile, il più perfetto mistero naturale. È in fondo senza peso, lo sputo di un minuto il concorso maschile. In questa storia manca, anche se non se ne sente la mancanza. Non è scritto nelle loro pagine che c'erano levatrici nella stalla intorno al quarto. Tutto quello che non è scritto fa ugualmente parte del racconto. Non c'era. Partorì da sola, perché questo è il maggior prodigio di quella notte di natività. La perizia di una ragazza madre, la sua solitudine assistita. Qui si ingrandisce un dettaglio per tentare una vicinanza. In nome del Padre inaugura il segno della croce. In nome della Madre si inaugura la vita. Era venuto ad annunciare
prometteva grandi cose a salvezza, ma ho badato poco alle promesse. Nel mio cuore, in grembo, si era fatto spazio. Una piccola ancora d'argilla si era posata nell'incavo del ventre e io mi sentivo più alto e più leggero, precisamente al centro del cuore. Cos'altro ha detto Miriam? Cos'altro? Sforzati di ricordare, è importante. Cos'altro voleva sapere? Miriam, sforza la memoria, è avvenuto soltanto poche ore fa. E lascia stare la polvere, pulirai dopo. Che cosa dirò agli anziani? Ero sopra pensiero, Joseph, stupita da quella polvere chiara che mi aveva invaso senza lasciare traccia a terra, solo addosso, e ce l'ho ancora. Gli uomini danno così importanza alle parole. Per loro è l'unica cosa che conta. Io invece di parole te ne chiedo poche da riportare in assemblea. Mentre cadeva io guardavo in basso, la veste fino ai piedi. Sotto il mio corpo era calmo come un campo di neve. Mentre parlava, io diventavo madre. Gli uomini hanno bisogno di parole per consistere. Quelle dell'angelo erano per me vento da lasciare andare. Portava parole e semi. A me ne bastava uno. Con le mani intrecciate sul ventre mi toccavo la pelle per sentire la mia vita cambiata. Era per me il giorno 1 della creazione. Conosci la legge, Miriam? Sai le conseguenze. Ascolta, Miriam. C'è una possibilità. Tu domani te ne vai in campagna con la scusa di cercare un'erba selvatica per un decotto e poi torni a sera, dicendo che sei stata aggredita e violata lungo la strada, di aver gridato ma senza risposta. Miriam, è già successo. Si sa di tante ragazze che hanno evitato così l'accusa di adulterio. Quell'uomo è venuto da me a mezzogiorno, porte e finestre spalancate. Io sono rimasta in piedi davanti a lui senza pronunciare una sillaba, non ho neanche risposto al suo saluto, altro che gridare. Sì, Miriam. Ma ora dobbiamo trovare una soluzione. Cercare una giustificazione per la tua gravidanza fuori legge. Miriam, ti dico questo perché ti credo, perché voglio salvarti.
Ti porteranno fino alla porta di Nazareth, ti rapideranno e chiederanno a me di scagliarti contro la prima pietra. Ma lo capisci questo? Lo capisci? La conosci la legge? Ero felice. Avrei voluto abbracciarlo, mio Yosef. Per lui mi era salita in petto una tenerezza mai provata. Il rispetto e la soggezione che ci insegnano verso l'autorità maschile abbassano i sentimenti affettuosi, ma la risposta del mio corpo quel giorno mi aveva affrancato. Non arrossivo. La fiducia di essere nel giusto mi dava un contegno nuovo, anche il mio silenzio era cambiato. Contro ogni evidenza mi affidavo a lei. L'avevo vista per la prima volta in viso, perché per la prima volta l'avevo guardata senza che abbassasse lo sguardo. Le avevo creduto. Fa quel che è giusto, Yosef. Io oggi sono tua più di prima, più della promessa. Quella notte sognai di un angelo che mi diceva il necessario da fare. Al mattino riunii la famiglia e comunicai la mia decisione. Avrei sposato Miriam nel giorno di settembre stabilito per le nozze. Sotto la tenda della cerimonia si sarebbe vista la gravidanza, ma non volli sentire ragione. E fu uno scandalo. Il villaggio era contro di me. Che sciocco, Joseph! Si è fatto avvintolare da Miriam. Chissà quale frotto che ti ha raccontato, e lui se n'è venuta. Joseph è un ingenuo, Joseph non è un uomo, Joseph è contro la legge. E perché? Non è geloso, se la tiene così, piena di rane. A lasciare anche la bottega dove ero aiutante. Aprii una Roma nelle camerie, con pochi arnesi comprati a credito. E nessun cliente voleva parlare con me. Solo una breve trattativa sul prezzo era così. Al sabato, il giorno della cerimonia, si davamo separati. Svergognata gliel'ha data a bere, ma con noi non la spunta. E guardate che aria da Santarella. Voglio proprio vedere a chi somiglia il bastardo che porta nella pancia. E che frotto l'ha detto? Quella del Salvatore, figlio dell'angelo. Sai che risate se nasce femmina. Sputavano dietro il mio passaggio, ma ai loro insulti io tiravo più dritta la schiena, più in fuori la pancia. Dicevo a bassa voce e per scongiuro. Lo stesso pure a voi. Benedizione per benedizione. Avevo paura del loro malocchio.
Però ero felice. Essere piena, crescere come la luna, contare le settimane come per il travaso del vino, non avere il ciclo, tutto era una purezza che mi riempiva di gioia. Dicono che le gravide hanno disgusti, a me invece si era sviluppato l'odorato. Tremavo ad ogni colpo di vento per paura di trovarmi di fronte allo straniero, ma non rivenne. In queste albe salgo a ricevere il sole, così il bambino impara la luce. Non si spaventerà quando uscirà. Gli piace già. Sta a pancia in su come i cuccioli. Gli racconto: più del giorno, ti piacerà la notte, sì. È un grande grembo stracarico di luci. Pensa che io sono una di quelle luci e tutto intorno c'è un ammasso di altre. Sì, così è la notte. Una folla di madri illuminate che si chiamano stelle, e di tutte loro io sono la tua. Bisogna proprio che tu esca di lì, giovanotto, e che ci presentiamo. Io sono Miriam, e tu? Tu chi sei? Guardo le donne che hanno già partorito e i loro bambini nei fagotti. Il mio non lo terrò nelle fasce, no, il mio non sarà come i loro. E che spinta mi hai dato. Protesti per il mio orgoglio, va bene, assomiglierai a loro. Avrai il buccio al naso e farai gli starnuti. Ma sei stato messo in me da un fiato di parole. Sarai pieno di vento. A fine estate fummo sposi. Ero serio, ma il mio corpo sorrideva. Le strinsi la mano sotto la tenda del baldacchino sbattuto dal vento. Miriam, aspetterò che nasca tuo figlio per toccarti. Aspetterò che si compiano i tuoi giorni. E anche figlio tuo, hai difeso la sua vita. E figlio tuo 2 volte, perché hai dato anche alla madre una seconda vita. È figlio tuo, Miriam, ma per il mondo sarò suo padre. Gli metterò il mio nome. Sarà inserito nell'elenco che passa per Davide, il mio antenato. Gli racconterò la storia della mia famiglia. Gli insegnerò il mestiere. Non temere, Miriam. Sarò suo padre. Ma lui è tuo. E se fosse una femmina? Il grembo si è mosso in 2 colpi. Mi ha dato 2 calci decisi, si vede che me li sono meritati. È un maschio e mi rimprovera. Occupa tutto il mio spazio, non solo quello del grembo. Sta in tutte le fibre del mio corpo. Odora il mondo attraverso il mio naso, sta nei pensieri e nel respiro. Quando uscirà mi svuoterà. Mi lascerà vuota come un guscio di luce. Vorrei non nascesse mai. Sai cos'è la grazia, Miriam? Non è un'andatura attraente, non è il portamento altero di certe nostre donne bene in mostra, è la forza disumana di affrontare il mondo da soli, senza sforzo, di affrontarlo tutto intero, senza nemmeno spettinarsi. Non è femminile, è dono di profeti, è un dono e tu l'hai ricevuto. L'ho visto su di te la sera dell'incontro e da allora tu lo hai addosso. Miriam, tu sei piena di grazia. E intorno a te c'è una barriera, una fortezza di grazia.
spara, Giulio. Pure su di me. Tu sei innamorato cotto, Joseph. C'è stata un'aspra discussione in famiglia sul giorno delle nozze. Da noi è consuetudine che una vergine sposi di mercoledì. Così, se il giorno dopo lo sposo ha qualcosa da ridire sulla verginità della sposa, va dritto in tribunale. Nel nostro caso non ci spettava quel giorno. Ma ho gridato, combattuto, pagato il doppio, ma ho ottenuto quello che volevo. Ma non era lo stesso un giorno o l'altro? No, Miriam, noi siamo nel giusto. Tu sei vergine e io sposo una vergine di mercoledì e dimostro che nel tribunale del giorno dopo non so che farmene. Da una parte noi, dall'altra tutti loro. Noi siamo nel giusto, ma è possibile che tutti loro siano nell'errore? Nessuno ha torto, Miriam. Il fatto è che tu sei una speciale eccezione e loro non hanno cuore sufficiente per intenderla e giudicarla. Questa è una faccenda che ha bisogno di amore a prima vista, mentre loro si ingarbugliano sui codici, le usanze. Tu per loro sei pietra d'inciampo. Per me sei la pietra angolare su cui costruire la casa. Ma da dove prendi la forza di stare solo contro tutti? Da te. Alla fine della raccolta delle olive entrai nell'ultima luna d'attesa. Le donne per strada mi guardavano male. Ha finito di tenerlo nascosto, adesso vedremo di chi è figlio, a chi somiglia. Mi intristiva il pensiero dei loro occhi secchi su di lui. Quando arrivò l'ordine del censimento obbligatorio, fummo costretti a partire per Nazareth, per Betlemme. Avevo tentato di ottenere un rinvio, ma non fu possibile. Sellai l'asina con Stefano morbida e feci salire Miriam sollevandola di peso. Partimmo che non era ancora giorno, lontano da occhi indiscreti. Lungo la strada, per evitare le carovane, passavamo per i campi, così non ascoltavamo litigi e bestemmie. È lungo il viaggio da Nazareth a Betlemme.
cosa si prova a sentire le sue sporgenze in mezzo agli organi, sotto il cuore. Miriam, com'è portare dentro un fagottino di figlio? Chiedi alla pentola come si sente. Io vorrei piuttosto sapere cosa prova lui dentro di me. Perché dici così? Perché usi questa parola? Senza conoscere uomo che donna sono io, sono il suo recipiente. Lo so che dici così perché vuoi rendermi sicuro di essere l'unico uomo della tua vita. Però non usare quella parola. Suona male. Va bene, non la dico più. Miriam, il nome spetta a te. Sarai tu a darlo. Io vorrei chiamarlo Yeshu. Mi piacciono i nomi brevi. Due sillabe vanno bene, sì. Yeshu, figlio di Joseph e Miriam. Suona intonato. Yeshu, figlio di Miriam e del più ignoto dei padri. Non dire così. È Yeshu dal verbo salvare, perché l'hai salvato. È Yeshu il salvato. No, Miriam. È Yeshu perché me lo ha illuminato l'angelo. Nella notte in cui, dopo il nostro incontro, dovevo decidere di voi. Mi venne in sogno, anche se a me sembra che quella notte io non abbia chiuso occhio. Venne e mi disse di prenderti in moglie così com'eri. È il nome del bambino. Miriam. Quella notte volevo fuggire. Ma non sei fuggito e ora sei qui. L'angelo c'è stato una notte, ma poi sono venuti i giorni. E lui non c'era quando ti sei messo contro la comunità, la famiglia, la legge che mi condannava. Sei stato isolato per mesi ed hai taciuto con la stessa fermezza con la quale i profeti parlano. Sei il più coraggioso degli uomini. Arrivammo a Betlemme. Dopo un'ultima tappa breve, lasciata corta per permettermi di trovare una sistemazione. Betlemme è una città rispetto a Nazareth. Lungo la salita, passando accanto ai carri, si sentiva dire che non c'era più posto e che bisognava accamparsi all'aperto. Lasciai Miriam e l'asina alla porta della città e andai a cercare una sistemazione. Tornai dopo 2 ore, desolato. Niente. Non avevo trovato niente. Nato a Betlemme, partito fanciullo per la Galilea, non avevo dei familiari ai quali rivolgermi. Riuscii a trovare solo una piccola stalla con dentro un buco. Tra bestia, almeno lei accolse bene i due intrusi, Miriam e l'asina. Quando si è vergini si pensa che tutti gli amori sono possibili. Poi, d'improvviso, uno cancella gli altri mai venuti. Diventare donne porta questa semplificazione,
vento che si abbatte su una fioritura e lascia un fiore suo. Tutta l'immensità di prima precipita in un abbraccio, a me nemmeno quello. E così sono rimasta vergine, eppure sposa, vergine eppure madre. È potente la forza che mi ha tenuta ferma mentre mi lavorava, come un vaso che ruota tra le mani di un vasaio. Sono rimasta argilla ma scavata, fatta per contenere. La gravidanza è stata un tempo di perfezione all'ombra, la durata di un asciugatore, ed eccomi pronta, argilla con un'anima di ferro. Le pietre che volevano scagliarmi si sono frantumate. Sono donna per questo. Non
dimora. Abituati al bivacco. Impara la distanza che protegge dagli uomini. Non è esilio il deserto, è il tuo luogo di nascita. Non vieni da sudore d'abbracci, da nessuna goccia d'uomo. Non si fideranno di te, di come sei fatto. Possa tu avere nostalgia di quando questa notte sarai davanti alla loro assemblea. Abituati al deserto che mi ha reso madre tua. Vieni da lì, dal vuoto dei cieli, figlio d'una cometa che mi ha reso madre tua. Non è il censimento a spostarci, ma una via tracciata lassù, in alto. Stanotte lo capisco, domani l'avrò dimenticato. Non dormo da mesi. Passo le notti a guardare le carovane di stelle. Stanotte l'insonnia continua, ma è la migliore perché posso abbracciarti. Hai fatto bene a nascere di notte, lontano dal giorno e dagli uomini. Domani non sarà come ora, ma adesso è tempo di abituarti al deserto che è tuo padre. Com'è che non hai pianto? Com'è che non piangi? Non puoi? Sei forse muto? Oh, meglio sarebbe. Saresti in salvo. Si dà troppa importanza alle parole. Succede che spesso costringono alle prigioni, all'esilio, o peggio. Portano peso, eppure sono solo fiato. Come il nostro, guarda, soffia e va su. Le parole invece, una volta fuori, mettono via il peso. Ma no, che non sei muto, ero io davanti all'angelo, tu sarai un vaso di frasi, sì, sarai diverso, ma senza esagerare, come diverso un fiocco di neve da un altro. Sì, perché basta poco a rimanere esclusi da noi. Tu sei diverso già da ora e neanche è trascorsa un'ora tua. Mi fai paura che non piangi. No, ma che dico, tu non sei diverso. Tu sei uno dei tanti marmocchi che vengono fuori al mondo, uno dei tanti che neanche si contano. Sei un povero ebreo senza importanza, che non deve dimostrare niente a nessuno, non deve fare altro che vivere. Signore, ascolta la mia preghiera. Quando nasce un bambino, la famiglia si augura che diventi qualcuno, che si distingua dagli altri. Fa che non sia così. Io lo chiamo Yeshu, come vuoi tu, ma non reclamarlo per qualche tua missione. Fa che sia un bimbo qualunque, anche un po' stupido, che si metta a bottega da suo padre, impari il mestiere e lo prosegua. Noi penseremo a trovargli una moglie e metterà su una squadra di figli. Fa che vada d'accordo con i romani e che non si occupi di politica. Io non ho più visto il messaggero. Significa che lascerai fare a noi. Va bene. Fa che non sia bello, che non susciti invidia. Io che stupida sono stata a vantarmi della sua perfezione. Sia nessuno questo tuo Yeshu. Sia per te un progetto accantonato, un pensiero uscito di memoria. Io lo chiamerò ad agire, lo prometto, ma non nel mezzo di una guerra. Dormi? Sì. Dormi. Non ascoltarmi afferrata alla culla da un terrore. Dormi. Respira sazio. Cresci. Ma poco. Lentamente. Vivi ma di nascosto. Aspetterò il tuo primo sorriso per coprirlo, in modo che non abbagli il mondo e ti denunci. Dormi, domattina vedrai la tua prima luce e avrai di fianco la tua prima ombra. Dentro di me non ne facevi. Dormi e sogna di essere ancora lì, che la tua vita abbia ancora il mio indirizzo. Che vuoto mi hai lasciato. Uno spazio inutile che adesso deve imparare a chiudersi. Lì a terra c'è la placenta, sacco vuoto della nostra attesa. Ma la luce della stella sta sbiadendo e il giorno viene strisciando da oriente e scardina la notte. Yeshu, bambino mio, ti presento il mondo.
Entra, Joseph. Questo adesso è tuo figlio. E allora grazie alla Wind Orchestra Samnium, al direttore d'orchestra, il maestro Carmine Ruggero, ma soprattutto ai protagonisti dello spettacolo, della recitazione, Eleonora Fardella e Angelo Maiello, che insieme all'orchestra ci hanno regalato un'emozione grandissima questa sera. Io, prima di dare ancora spazio all'orchestra che vuole omaggiarvi con altri 3 brani, ovviamente con atmosfere completamente diverse rispetto a quelle che abbiamo sentito e vissuto fino ad ora, vorrei chiamare qui con me il parroco Don Franco per un breve saluto. Intanto grazie ancora per l'ospitalità. Grazie a voi. Le parole a volte sono solo fiato, abbiamo sentito. Eppure con la parola Dio ha creato il mondo. La parola di Gesù continua a fare la storia e la parola ha la sua importanza, la sua bellezza, la sua magia, la sua intensità. E stasera sono state le parole ad entrare nel nostro cuore che si sono rivelate più che altro come musica. La magia della parola che riesce a costruire delle sensazioni meravigliose nel cuore. È quello che abbiamo vissuto grazie anche alla bellissima interpretazione di Eleonora e Angelo, che ringraziamo particolarmente. Ecco, stasera sentiamo questo bisogno, indubbiamente, alla fine di questo cammino che stiamo facendo nella nostra comunità, un salto di qualità. Ecco, Maria e Giuseppe chiamati a vivere da persone, come dire, quasi divine dentro una realtà troppo umana, persone che hanno vissuto secondo lo Spirito
spirito dentro una realtà troppo legata alla legge, quindi immaginiamo anche la loro sofferenza, manifestata molto bene nelle ultime parole di Maria. Ecco, pensiamo anche noi, cerchiamo di fare un salto di qualità, cerchiamo di fare un cammino, di costruire la nostra comunità, di farla diventare comunità di tante piccole comunità che camminano insieme, che si guardano negli occhi, che sanno decidere, che sanno pensare, che sanno guardare al futuro e finalmente uscire dalla esperienza di massa, diventare popolo di Dio. E questo è il nostro sogno chiaramente che ha un cammino lungo, ma che noi vogliamo fare insieme. E grazie all'orchestra e grazie agli attori che ci hanno reso bellissima questa serata. Grazie intanto per le belle parole, le accogliamo con un augurio di crescita personale e collettiva, grazie ancora. E adesso l'orchestra, la Wind Orchestra Samnium, diretta dal maestro Carmine Ruggero, vi saluta e vi omaggia con il Magnificat di Frisina e l'Alleluia di Handel, brani adattati all'organico dal maestro Pasquale Lani. Buon ascolto.
Allora, grazie per essere stati qui con noi fino a quest'ora. Un ringraziamento ancora va all'orchestra, la Wind Orchestra Sam, in diretta dal maestro Carmine Ruggero, che chiamerei qui per un saluto finale, anche così solo di gesto. Vale come ringraziamento per la vostra accoglienza e l'ospitalità di questa bella comunità. Allora noi vi auguriamo una buona serata, vi ringraziamo per essere stati qui con noi e un ringraziamento particolare ancora va a Buon Franco. Grazie a tutti, buona serata.